Con Stefano Zampoli alle termine della partita con il Follonica, tante partite ravvicinate, qualche assenza dell'ultimo momento, quanto importante è questa vittoria? Molto importante perché intanto stacchiamo ulteriormente la classifica, andando a più 4, a più 5, visto il risultato ieri tra Forte e Bassano, e poi dovevamo toglierci un sassolino dalla scarpa perché abbiamo perso a Follonica, abbiamo fatto una brutta prestazione. Penso oggi si sia vista la forza di questo gruppo che ha giocato bene dall'inizio alla fine. L'abbiamo definita un'ennesima prestazione matura, 2 giocatori mancavano, il ritmo è sempre stato alto, tanta intelligenza nelle giocate importanti oggi. È vero, oggi 2 giocatori importanti per noi marcavano, Davide e Gioele, che sono importanti nelle rotazioni, però questa squadra ha fatto vedere non solo oggi ma da tante partite a questa parte che nonostante manchino giocatori riesce sempre a sopperire, perché il gruppo è veramente forte, è veramente fantastico, e oggi non abbiamo sbagliato niente. Forse a tratti siamo sembrati un po' contratti, che non andavamo in porta, ma la gestione del risultato oggi era fondamentale. Scherzavamo fuori chiacchierata, Franchi ti ha rovinato il clean sheet, però insomma rimane una serata bella anche per te. Una serata molto bella, peccato per quel gol negli ultimi minuti, però lo sport è anche questo. La prossima cercheremo di non prendere gol. La prossima, adesso sono 2 partite, 2 trasferte importanti sta settimana, Chever giovedì per la Champions, poi domenica a Monza, non si sta mai fermi, però è bello così. È molto bello così, e quando un atleta gioca tante partite ravvicinate, anche se è stanco, però lo gasa sempre di più. E andiamo a Chevert per vincere e per blindare il secondo posto in Coppa Campioni, per passare il turno, non so se matematicamente oppure no, però noi vogliamo passare. Poi andiamo a Monza, ma intanto pensiamo a una partita alla volta, intanto Chevert, e poi a Monza anche lì dobbiamo fare la nostra partita e vincere. Ultima cosa, ancora una volta a gioire sotto la curva dell'Armata, con questo coro che ormai è diventato la vostra musica, quanto bello è essere supportati così tanto da loro. Incredibile, perché penso che al momento Trissio sia il palazzetto più pieno d'Italia, è già 3-4 stagioni che è sempre pieno, ogni partita c'è gente e il calore che ci trasmettono è impressionante, sta diventando veramente un fortino qua a Trissino ed è veramente bello giocare con questo pubblico. Noi ringraziamo Stefano Zampoli, in bocca al lupo a Trissino.